Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Passa quindi al quinto punto all'ordine del giorno, elezione del Presidente del Consiglio Comunale, così come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 del 1992. Colleghi consiglieri, personalmente in qualità di consigliere comunale anziano, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale provvisorio, prima di congedarmi da questa posizione e prima di procedere alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, intendo fare un intervento che darò possibilità a ciascuno di voi di poter fare, che esprime le mie opinioni su quello che deve essere un'amministrazione della città per questo quinquennio e quello che dovrebbe essere, su quali dovrebbero essere i rapporti di collaborazione tra maggioranza ed opposizione. Dopodiché procediamo, se non c'è nessun intervento, a eventualmente dare la parola ai signori consiglieri, lo faccio prima delle elezioni. Cari concittadine e concittadini, signor Sindaco, signor Assessore, colleghi consiglieri comunali, terminato il clima di competizione elettorale che ha caratterizzato negli ultimi mesi la vita politica della nostra San Cataldo, ormai è giunto il momento, per il bene della collettività, di abbandonare atti, convenzioni, malumori e quindi iniziare a creare i presupposti per un raccordo utile al fine di instaurare un ottimale clima di serenità nel legittimo ruolo che a noi compete nell'ambito di ciascuno schieramento politico di appartenenza. Mettere quanto in atto delegato a noi consiglieri comunali, ovvero il ruolo di veri e autentici propulsori dell'attività politico-amministrativa della nostra città. Tanti sono i problemi che attanagliano la nostra comunità. Tante sono le richieste che a gran voce provengono dalla nostra gente, tante sono le aspettative dei nostri concittadini e dei nostri riguardi. Ed è proprio in questo clima così particolare per la nostra cittadina che questa amministrazione e quest'Aula si troveranno a lavorare e confrontarsi. Il compito, seppur difficile, sarà quello di dare risposte nuove ai problemi atavici e a quelli che la crisi ha messo in luce, tenendo presente comunque sempre fissa la promozione della dignità umana come bussola dell'azione di tutti coloro che si impegnano nell'attività pubblica. Non è necessario trasformare il comune da ostacolo e impedimento per il raggiungimento degli scopi legittimi dei cittadini a strumento nelle loro mani per regolare e rendere più facili le relazioni e la vita sociale, per migliorare la qualità della vita. Per fare questo non è necessario avvalersi non solo delle capacità, delle competenze degli assessori, ma anche dei suggerimenti e delle proposte dei consiglieri comunali e in generale tutti i cittadini rappresentativi ed attivi della collettività. San Cataldo è ricca di professionisti, imprenditori, rappresentanti delle categorie delle forze sociali, di grandi qualità, di uomini e donne di cultura di ottimo livello, di un forte movimento di associazionismo sociale. In questi ambiti bisognerà attingere professionalità ed energie nuove per la formazione di consulte, forme ed altri strumenti per recepire bisogni, suggerimenti, proposte. Signor Sindaco, assessori, colleghi, cittadini, ritengo che ormai sia definitivamente finita l'era dei personalismi, l'era degli accentratori di potere, l'era dell'onnipotenza e della convinzione di essere gli unici depositari del sapere, l'era del chi pensa che vincere un'elezione amministrativa sia il pass e l'autorizzazione per assumere a sé tutte le cariche istituzionali, finanche quelli di garanzia, solitamente l'appannaggio delle minoranze, Presidente del Consiglio Comunale, Presidente delle Commissioni Consigliari Permanenti, Presidente delle Commissioni Speciali, eccetera, eccetera. Consapevoli di non essere depositari di verità assolute, ma esecutori della volontà popolare,
Bisogna prepararsi a svolgere il compito che i cittadini ci hanno affidato con grande umiltà, spirito di servizio, serietà, responsabilità e determinazione, utilizzando il confronto, la concertazione e l'attenzione disinteressata come metodo di governo della città. Un'eventuale gestione dell'amministrazione pubblica, autoritaria, autonoma, senza il coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali, quasi a volersi ritenere autosufficiente, porterà inevitabilmente alla mancata crescita culturale della nostra società, nonché a fatali strascichi amministrativi che di sicuro non gioveranno alla comunità stessa. Oggi invece ritengo che per il bene della collettività sia necessario favorire l'impegno politico in senso più ampio, ossia nell'azione di tutti i cittadini come attivi membri della città, favorire la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le componenti delle istituzioni, ben consapevoli che questa ricetta è l'anticorpo più forte per sconfiggere quella politica con la P minuscola che mira all'interesse di pochi, zittendo i problemi di tanti. E in questa ottica di partecipazione, partendo dal sottoscritto, chiedo a questa amministrazione e ai colleghi consiglieri di agire nella più completa trasparenza, tralasciando gli interessi di parte e le critiche pretestuose per concentrarsi sulla ricerca di soluzioni che possano migliorare la qualità della vita delle persone come singoli e come membri di una più ampia collettività. Oltre a valorizzare le risorse della città, altrettanto importante dovrà essere l'impegno di una politica attiva nel riconquistare la fiducia dei cittadini, sia nella politica stessa, sia nelle cariche e nelle istituzioni che si impegna a ricoprire, agendo con la serietà e la consapevolezza di essere gente fra la gente, umili tra gli umili, ossia non come membri staccati dalla comunità, ma rendendo invece questi ultimi, e l'aula consigliare che ci vede presenti oggi, il cuore pulsante della città, interpretando le istanze di tutti i sacerdotati senza pregiudizio alcuno. La speranza è che la nostra città possa intraprendere su un cammino e un'azione che siano contagiosi per tutta la classe politica locale, provinciale, regionale e nazionale. Chi vuole fare politica lo faccia in un'ottica di servizio alla comunità e non per interesse personale o per occupare una poltrona. Chi governa a qualsiasi titolo deve essere guidato da una visione del futuro del paese superiore a tutto il resto. Deve avere l'obiettivo di restituire una città migliore rispetto a quella che ha avuto ereditato. Se sapremo tutti uno spirito di collaborazione tra le diverse forze politiche in campo, essere guidati da questa ambizione di futuro, potremmo mettere in essere un'impalcatura o uno scherzo su cui continuare a far crescere il tessuto sociale di questa comunità, la sua vera ricchezza fatta di relazioni, di solidarietà, di qualità della vita. Signor Sindaco, signori assessori, colleghi, consiglieri comunali, concludo il mio intervento facendo un appello ed un invito affinché si ricerchi la concreta distensione e collaborazione reciproca tra maggioranza ed opposizione, o tra maggioranza e minoranza, non solo a parole, spingendomi ad affermare che se veramente abbiamo a cuore le forze della collettività, se veramente vogliamo mettere in atto i principi che ciascuno di noi ha enunciato in campagna elettorale, del lavorare per e non contro, se veramente si vuole cambiare totalmente rotta rispetto al passato, chiudere una pagina dolorosa di arroganza, presunzione e di spregio nei confronti di chi non ha vinto le elezioni comunali, allora si faccia in modo che siano assopite le giustificabili aspirazioni e ambizioni di chi ha vinto le elezioni e si permetta, fin dalla prima e prossima azione consigliare che ci accingeremo a deliberare, di concretizzare i propositi di collaborazione reciproca, azione amministrativa coordinata e condivisa tra maggioranza e minoranza, da tutta enunciata e proclamata. D'altra parte, con grande senso di umiltà, un atteggiamento di sufficiente levatura e creatura politica e istituzionale, chiedo a tutti, e in particolare a qualche attuale neo-amministratore e ai diversi colleghi consiglieri comunali che nel passato hanno ricoperto cariche istituzionali di minoranza, dimostrare concretamente la loro coerenza di atteggiamento e comportamento, segno tangibile di elevata maturità politica ed istituzionale, tra quando coerenza di atteggiamento e comportamento tra quando nel passato propugnato e perorato e quando da qui a breve andremo a deliberare. Siano loro i fautori e i baluardi del vero cambiamento e dell'inversione del nostro potere di chi
pur avendo vinto le elezioni, si è fino ad oggi arrogato il diritto di governare senza tenere conto dell'esistenza delle componenti minoritarie del governo della città. Grazie, buon lavoro a tutti.